Lo avevamo annunciato già ieri nel corso della trasmissione a tutto campo. Nella tarda serata il presidente Silvio Alessi si è incontrato col vice sindaco Piero Luparello e con il dirigente dell'ufficio tecnico comunale Principato per affrontare la questione della ristrutturazione dello stadio Esseneto. Si è trattato di un incontro preliminare nel corso del quale il presidente Alessi ha consegnato ai due rappresentanti comunali un corposo dossier dove sono contenute le prescrizioni imposte dalla Lega Pro necessarie per l'eventuale partecipazione dell'Acragas alla terza serie nazionale. Si tratta di lavori indispensabili che comportano un impegno di natura finanziaria da parte dell'amministrazione comunale, somme che comunque sono inserite nel capitolo riguardante gli interventi sulle strutture sportive e quindi pronti per essere spesi. Il vice sindaco Luparello e il dirigente Principato hanno mostrato particolare attenzione e disponibilità affinché i lavori vengano effettuati e a tal fine giovedì mattina le parti torneranno ad incontrarsi per verificare la fattibilità delle opere di ristrutturazione dell'impianto. Stiamo cercando di accelerare i tempi, dichiara il presidente Alessi, affinché l'amministrazione comunale si faccia carico di lavori necessari. I nostri appelli hanno trovato degli interlocutori e mi auguro che l'impegno del vice sindaco Luparello possa essere concreto, in modo da consentire il superamento delle prescrizioni che potrebbero permetterci la presentazione della domanda di ammissione in Lega Pro, fermo restando la disponibilità economica di bilancio che non dipende sicuramente dal vice sindaco, che ringrazio per l'attenzione mostrata alle nostre richieste. Intanto si avvicina la data del 25 giugno, allorché la Covisoc esaminerà i raggi X tutti i bilanci della società che hanno diritto a partecipare alla Lega Pro. Soltanto 5 giorni più tardi, il 30 giugno, sarà possibile avere un quadro ben delineato dei club che rischiano di essere esclusi dal campionato. Ancora 2 settimane e sapremo con quasi certezza se c'è la possibilità di un ripescaggio dell'Acragas, fermo restando i lavori da realizzare all'Esseneto.